Pagamento del bollo auto direttamente alla Regione attraverso il bollettino recapitato in casa e per i meno solerti al via subito gli accertamenti. Sono le novità introdotte dalla riforma della tassa automobilistica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale che modifica il sistema del pagamento del bollo auto in precedenza versato allo Stato e poi girato alle casse della Regione Sicilia. Da quest'anno gli automobilisti dovranno invece versare le somme direttamente alle casse della Regione che affiderà l'accertamento, ossia l'avvenuto pagamento del tributo ancora per poco all'Agenzia delle Entrate. Altra novità riguarda i controlli, mentre per i più furbi gli accertamenti partivano a distanza di 3 anni dalla data di scadenza del bollo ed il procedimento di riscossione delle somme dopo 3 anni ancora, per un totale di 6 anni, rendendo spesso inutile il tentativo di recupero. Oggi la riforma prevede l'immediata ricerca dei potenziali automobilisti evasori, con l'attivazione dei controlli incrociati sui dati dei soggetti e sulla tassa pagata. Agevolazioni riguardano gli automobilisti che saranno avvertiti via SMS della scadenza del bollo e riceveranno direttamente a casa il bollettino di pagamento precompilato. Rimane alla Regione da risolvere il problema del personale che dovrà mettere in atto le novità. Infatti il Dipartimento ha chiesto l'adesione di 10 funzionari e 10 istruttori per modificare la gestione degli incassi entro settembre. Rischio l'arresto della riforma.